diceva Andrea adesso, credo che bisogna continuare a insistere nel dire che la manovra che gli ha dato la fiducia, che adesso passa al Senato, ha in sé alcuni elementi di iniquità che continuano a essere insopportabili, e esattamente perché sono insopportabili con l'approvazione della manovra non è finita la partita, perché la prima cosa che dobbiamo dire è che si continua per due ragioni. Una, poi dirò più esplicitamente sul sistema pensionistico, perché le soluzioni sulle pensioni non vanno bene. Si continua perché non ci può essere una fase 2 lontana nel tempo, perché sennò gli effetti di questa manovra sono effetti di pura recessione, e effetti di pura recessione vogliono dire, come noi sappiamo bene dai 3 anni che abbiamo alle spalle, semplicemente che tra qualche mese bisognerà fare un'altra manovra. Ma a furia di fare manovre, di pescare dai soliti noti, credo che ci sia a un certo punto il fondo. Non è che si può continuare e provare a iniziare a scavare per vedere se si trova qualcosa. Quindi è chiaro che bisogna cambiare e invertire la tendenza. Non abbiamo mai particolarmente apprezzato le soluzioni che dicono c'è una fase 1 e una fase 2, perché nella nostra esperienza la fase 2 era quella che non arrivava mai. Questo abbiamo detto, una manovra che sul terreno della crescita non va bene. Il governo si era presentato in Parlamento dicendo che avrebbe avuto una politica di rigore, di equità, di crescita. Mi pare che possiamo misurare una discreta distanza da quelle affermazioni, e che quello è esattamente lo spazio dell'iniziativa. Noi sappiamo tutti, purtroppo molto bene, che il Paese sta vivendo una strana situazione, perché il risultato del giusto entusiasmo dell'andata a casa del governo Berlusconi, perché non ci dimentichiamo che siamo partiti di lì, ha corrisposto al fatto che il Paese ha scommesso sul nuovo governo, affidandogli in qualche modo sia il significato che era finalmente finita un'era, lunga l'era del berlusconismo, poi finita, bisogna fare qualche attenzione, ma diciamo così che intanto si era andati a un cambio, e nello stesso tempo, per come si presentava il governo, la stagione del rimettere al riparo il Paese. Una sorta di sospensione di attesa anche un po' messianica nei confronti del governo che ci tirasse fuori dai problemi, perché è evidente che il Paese si è spaventato rispetto ai dati che c'erano sul versante economico-finanziario, l'atteggiamento dell'Europa, l'assenza di una prospettiva, la paura del fallimento del Paese, tutte cose che c'erano e ci sono nei sentimenti delle persone. Quindi noi abbiamo il problema di rimontare nell'opinione delle persone che rappresentiamo, e più in generale nell'opinione pubblica, il fatto che si può risanare il Paese anche in modo diverso da quello che viene attuato. E con tutto il rispetto di un governo che è ovviamente diverso, che non è più il berlusconismo, che parla con l'Europa, ciò non toglie che i giudizi di merito vanno dati tutti, e che si possono fare delle altre politiche, e che quelle politiche che sta facendo questo governo hanno in sé alcuni elementi per la prospettiva del Paese che sono molto pericolose. Sul capitolo della previdenza, perché poi quello è gran parte della manovra che è stata approvata, sul piano delle risorse è molta parte della manovra che è stata approvata, mentre è stato chiaro a tutti il significato del togliere la deindicizzazione, perché è chiaro a tutti che cosa vuol dire avere una pensione bassa, non rivalutarla, è nota come dire la condizione, non dico di povertà, ma di difficoltà di gran parte del mondo dei pensionati, quindi quel messaggio è stato un messaggio immediato. Ne è anche conseguita una mobilitazione, un'idea anche sostanzialmente trasversale del Parlamento che gli bisognava intervenire e modificare. Meno chiaro però invece è risultato
a partire dalle forze politiche, del senso dell'operazione che veniva fatta sul resto delle pensioni. E invece bisogna parlarne anche per costruire le ragioni fondamentali del fatto che non possiamo rassegnarci nei prossimi anni ad avere la fine delle pensioni dei 40 anni di anzianità, perché di questo stiamo discutendo. Perché non possiamo rassegnarci? Perché le scelte che ci sono scelte che segnano anche il futuro. Primo elemento: è possibile immaginare un sistema previdenziale che non ha più nessuna relazione con il lavoro e che ha una relazione solo con l'età anagrafica delle persone? Forse nel mondo dello studio e nel mondo dell'accademia si possono fare questi ragionamenti, ma se poi si torna nella realtà c'è un legame profondo tra il lavoro e il sistema previdenziale. Per come è costruita la manovra, questo legame scompare e quindi non c'è più un'idea del sistema previdenziale che certo è l'accantonamento per gli anni di non lavoro, ma è anche un sistema di welfare che si misura con le tante articolazioni che il mondo del lavoro ha. Invece si sceglie un'idea tutta assicurativa del sistema, fino a sostenere, cosa di cui nessuno discute ma che invece nella manovra c'è, fino a sostenere che i contributi possono essere indifferentemente dentro il sistema pubblico, dentro il sistema assicurativo. Questa è l'idea, come dire, teorica che c'è in quel sistema. Quell'idea si chiama far saltare il welfare del nostro paese. Allora, governo salvatore della patria, governo con grandi attese su di lui, ma anche governo che sta decidendo che un pezzo fondamentale del welfare del nostro paese deve sparire. E in quello schema, con buona pace di quelli che continuano a raccontare i garantiti e i non garantiti, la penalizzazione per i giovani aumenta, non diminuisce. Deve essere chiaro che per come è stato fatto l'intervento non è che si interviene sull'anzianità e questo determinerà per i giovani una prospettiva, perché io lo dico, se fosse stato così noi saremmo in grande imbarazzo, perché se lì ci fosse stato scritto che c'era una penalizzazione per i lavoratori che raggiungevano i 40 anni e dovevano rallentare la loro andata in pensione, ma quelle risorse si trasferivano su una certezza di coefficienti migliori per i ragazzi, vabbè, avremmo fatto una discussione complicata, ma io credo che avremmo dovuto dire di sì. Cioè avremmo dovuto dire che noi facevamo oggi un sacrificio che rappresentava la prospettiva della certezza pensionistica per i giovani. Mi suona un po' complicato dire che invece oggi bisogna fare un sacrificio per i 40 anni di contributi e dintorni e per i giovani gli garantiamo un puro sistema assicurativo che può non essere neanche pubblico. Credo che questo sia non uno scambio equo, non una prospettiva sul futuro, ma sia dire ai giovani del paese che loro non hanno nessuna speranza sul sistema previdenziale di welfare. Di questo bisogna discutere, perché sennò tutto pare solo una questione di risorse. Secondo, sempre per tenere un legame tra ciò che c'è oggi e ciò che riguarda i giovani, noi, dice il Centro Studi Confindustria, 800.000 disoccupati. Noi non abbiamo fatto cifre, perché ogni tanto le cifre fanno ancora più paura di quel che sarebbe necessario, ma non abbiamo dubbi che il 2012 si aprirà all'insegna di una nuova ondata di disoccupazione e di grandi problematiche. Una nuova ondata di disoccupazione che si accompagna a quella che abbiamo già avuto e che ha riguardato due polarizzazioni del mercato del lavoro. I giovani, che sono stati i primi a pagare il prezzo e che continuano a rimanere fuori, e quelle signore e quei signori che si avvicinavano all'età della pensione. Questo è quanto è successo. Secondo dei criteri che sono ingiusti, ma anche in qualche modo normali. Devo riorganizzare un'impresa con minore occupazione e provo ad accompagnare chi può uscire per difendere chi ha davanti a sé ancora un lungo periodo. Scusate, ti interrompo, ma
su questo tema, dato che nella finanziaria sono girate tante voci, tante cose diverse, cioè quelle persone che hanno perso il lavoro dopo 50 anni e che normalmente sanno che non lo ritroveranno e quindi si sono preparate ad andare in pensione a breve, invece con la nuova riforma questa pensione si ritira in avanti, che è uno dei malesseri più diffusi in questo momento. Cosa è successo alla fine dentro la finanziaria e qual è secondo te la prospettiva realistica? Dentro la finanziaria è successo che hanno aumentato un po' i numeri e allungato la data riferita agli accordi sindacali, ma questo affronta una parte del problema, una parte per carità che va bene ovviamente, nel senso che per 65.000 per gli accordi sindacali fino al 4 dicembre c'è una copertura, ma anche qui si vede il fatto che si conosce poco cosa sta succedendo concretamente, perché tu non proteggi tutto quello che c'è intorno. Cioè non è che noi possiamo ogni tanto raccontarci che siamo un paese di piccole aziende eccetera eccetera, poi dimenticarcene quando affrontiamo i problemi. La mobilità, come è noto, è un istituto che funziona sulle imprese da una certa dimensione in poi e l'accordo sindacale funziona lì. A fianco di quelli protetti, e per fortuna dagli accordi sindacali, c'è un mondo che è fatto di singole persone. Quelle singole persone, per le modalità introdotte da questo governo, non esistono. E sono persone che magari sono uscite, si stanno pagando i contributi volontari per arrivare, non hanno la mobilità, non hanno il lavoro e stavano usando il loro TFR per agganciarsi all'andata in pensione. Quelli chi li protegge? Ma non solo, se tutti quelli che sono dentro, perché non sono ancora fuori, non sono ancora protetti da un accordo sindacale, hanno tutti dinanzi a 6, 5, 6, 7 anni di lavoro in più. Qualcuno mi dice come entra un giovane al lavoro nei luoghi normali? Perché o immaginiamo che siamo in una straordinaria fase espansiva, ma non trovo nessuno che è disposto a dire questa cosa. Siamo invece in una fase recessiva e un classico della recessione è la riduzione dell'occupazione. Decidere che tu prolunghi la permanenza al lavoro di quelli che ci sono già e che magari sono anche un po' stanchi perché hanno 40 anni di lavoro alle spalle, decidi anche che gli altri stanno fuori. E dal punto di vista dei conti dello Stato e della inversione dalla recessione a una tendenza di crescita, conviene di più trattenere al lavoro chi al lavoro è già e magari è stanco, o provare a investire su un po' di giovani, un po' di innovazione, un po' di maggior cultura, un po' di creatività, perché non si può fare solo il conto, come dire, economico familiare, bisogna anche provare a fare il conto di qual è la prospettiva che c'è di fronte nel paese. Ma è evidente che se il presupposto con cui si agisce sulle pensioni è l'idea che è un sistema assicurativo e non che è una questione che riguarda il lavoro, questi ragionamenti non si fanno più, perché il puro problema è quale età e a quel punto esci o non esci. Nel non guardare come è fatto il mondo c'è un'altra cosa di cui si parla poco perché è un classico fenomeno silenzioso, ma è una delle tante discriminazioni invece molto gravi. La riforma del 95 prevedeva che si poteva andare in pensione, riguardava prevalentemente le lavoratrici per la nota questione della discontinuità contributiva del lavoro femminile. Bastava per accedere alla pensione avere 15 anni i contributi versati. Dopo il 95 ci sono tante lavoratrici che avevano perso il lavoro perché erano magari nei settori tessili ristrutturati piuttosto che da un altro settore, che si sono pagati i contributi per arrivare fino ai 15 anni. Tutte queste signore hanno scoperto da una finanziaria che loro in pensione non ci andranno e dovranno aspettare a 66 anni l'assegno sociale di disoccupazione e quindi hanno regalato, non si capisce per quale ragione, allo Stato italiano i contributi che avevano versato precedentemente, i contributi volontari. Che senso ha? Se non, come dire, quello appunto di continuare a sganciare l'idea che c'è una relazione tra il lavoro e il sistema pensionistico, oltre ad avere commesso una straordinaria ingiustizia, perché poi le persone, siccome come vi è noto a tutti voi i contributi volontari non è che costano poco, cioè non è che uno passa di lì e fa
vuol dire che ci si è investite delle risorse che sono state investite per garantirsi, e cambia di 5 anni da un giorno all'altro, decidendo, come dire, che il tuo valore lavoro o il tuo valore di contributi versati vale solo dal momento in cui hai 20 anni di contributi e prima non vale più. Cioè, sono state introdotte una serie di cose che da un lato fanno pensare che non si è provato a ragionare sulla situazione concreta del sistema, dal lato che non si è ragionato sul rapporto tra questo intervento e quello che succederà nel mercato del lavoro, e infine che non ha nessuna ragionevolezza rispetto alla prospettiva, perché appunto non dice ti chiedo oggi una cosa per garantirne ai giovani un'altra, ma ti chiedo oggi una cosa prefigurando che anche per i giovani sarà così. E anche qui possiamo dirci una cosa: non è che lo Stato sta meglio e guadagna se programma per il futuro un esercito di anziani poveri, perché poi o pensiamo, come dire, di essere nella totale repressione, nella diffusione della povertà, oppure facciamo finta di guadagnare oggi per dover investire poi. Anche in questo c'è un'idea del lavoro che non è l'idea che noi ci immaginiamo. Le ragioni per cui la manovra sono ingiuste sono ovviamente anche delle altre, ma perché ne insisto molto su questo taglio rispetto al sistema pensionistico? Perché se è così, le nostre preoccupazioni sulla ventilata ipotesi di intervenire sul mercato del lavoro aumentano progressivamente, perché nelle cose che stiamo sentendo si sta operando la stessa dissociazione. Il mercato del lavoro è tema differente da quello del lavoro. Se il mercato del lavoro è tema differente da quello del lavoro, rientriamo anche rispetto al meccanismo degli ammortizzatori in una pura logica assicurativa, e per come è fatto il sistema produttivo italiano si fa un disastro. Prima ancora di arrivare all'articolo 18, alle questioni politiche, parlo, come dire, delle questioni materiali di tutela delle persone, si fa un disastro. E se, come abbiamo capito, visto che se si vuol fare davvero il reddito minimo garantito servono una quantità di quattrini infinita, e mi risulterebbe che non abbiamo una quantità di quattrini infinita, la stessa ministra ha detto bisogna farlo a pari risorse, allora se si dice che lo si fa a pari risorse bisogna sapere che evidentemente si ha in testa l'idea di togliere gli ammortizzatori che esistono e di trasformarli in un'indennità di disoccupazione diffusa. Siamo sicuri che il nostro sistema produttivo e il nostro mercato del lavoro è più tutelato in un meccanismo di questo tipo? Siamo sicuri che un sistema che oggi funziona per gran parte sulla contribuzione delle imprese e dei lavoratori, perché la cassa integrazione funziona così salvo la deroga, bisogna disfarlo per usare l'equivalente delle risorse in deroga, perché poi di questo stiamo parlando, e trasformarle solo nell'indennità di disoccupazione, oppure abbiamo bisogno di un sistema misto? Se vogliamo orientare, scusami dico questo, se vogliamo orientare, perché anche qui c'è un problema di che rapporto c'è tra chi è già al lavoro e i giovani buttati fuori dal mercato del lavoro, se dobbiamo orientare il sistema a dare una risposta a loro, bisogna ricostruire un equilibrio. È evidente che bisogna dare una risposta ai giovani, ma se si fa quell'operazione sulle pensioni, siamo in recessione e non ci sono interventi sulla crescita, davvero possiamo raccontarci che un anno di disoccupazione è quello che risolve il problema del rapporto con gli ammortizzatori giovani, oppure abbiamo delle cose un po' più complicate? E se togliamo la cassa integrazione e trasformiamo tutto in licenziamenti, perché poi di questo alla fine parliamo, siamo certi che abbiamo le risorse per dire che stiamo proteggendo quelli che devono entrare nel mercato e non facciamo invece un straordinario lunghissimo prolungamento anche per chi magari invece potrebbe essere già andato in pensione? Allora, la dissociazione dei vari argomenti che è stata costruita tutta in ragione politica, credo che sia preoccupante, perché è meglio allora fare fino in fondo la discussione che in fondo dovrebbe fare l'Europa e che bisogna fare anche in questo Paese, se è vero
che l'unica modalità di uscire dalla crisi è quella di disfare il sistema sociale dei paesi, perché questa è l'operazione che si sta facendo. Questa operazione è costosissima per le persone, ma come dimostra la crisi è costosissima anche per l'economia generale dei paesi, perché non è vero che ha dato crescita e risposte differenti. Volevo che ci davi 2 chiarimenti, perché come tu ben sai l'obiettivo